Abbiamo avuto in quinta commissione l'audizione dell'assessore Coletto, dell'assessore Lanzarin e del dottor Mantoan sul tema dei medici di base e ovviamente della questione oggi presente dello sciopero, ma è stata una discussione franca, oggettiva, basata su numeri e su quanto ovviamente la programmazione sanitaria prevede, soprattutto su un tema principale che è quello delle medicine di gruppo. Credo sia stata una giornata importante dove quanto si è potuto apprendere è nella linea della programmazione sanitaria e comunque è stato anche ribadito che qualora e nel momento in cui ovviamente gli animi, diciamo così, si rilasseranno, ci sarà modo anche di percorrere quanto oggi le medicine di gruppo hanno fatto come risultato. I medici di base sono il più importante collegamento e il più importante snodo per la sanità veneta e la sicurezza dei cittadini. Oggi li vediamo in agitazione e quello di cui abbiamo bisogno è ascoltare le loro richieste. Vediamo che ancora c'è un'applicazione a macchia di leopardo di quello che è il piano sociosanitario, di quelle che sono le richieste dei cittadini, e noi chiediamo che venga uniformato queste necessità e che i servizi vengano dati a tutti i veneti e a tutti i livelli. La Commissione ha esaminato i motivi dello scontro in atto tra i medici di base e la Giunta, per cui c'è questo sciopero. Ci sono stati sicuramente degli elementi che ci hanno consentito di capire meglio i motivi dello scontro, ma nessuna risposta è stata data dalla Giunta per risolvere questo scontro. E quindi siamo in una situazione d'impasse che mi sembra difficile sciogliere se non con un atto di buona volontà da parte della Giunta. Non è appunto con questo braccio di ferro incomprensibile che si risolveranno le questioni.